Sportivi siciliani, ben ritrovati con la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, la trasmissione che parla solo ed esclusivamente del calcio dilettantistico siciliano, dal campionato di interregionale sino al campionato di prima categoria, con la ormai già famosa finestra dedicata al calcio a 5 proprio nella parte finale del nostro appuntamento. Subito il saluto alla splendida, meravigliosa, unica nostra prima valletta, gli stessi complimenti comunque li faremo anche alla seconda, Federica Di Benedetto. Complimenti, così mi fai arrossire, Va bene, dai, ci può anche stare. Buonasera e ben ritrovati. Ben ritrovata a te e anche un ben ritrovato naturalmente al nostro commentatore ufficiale di questa prima parte della nostra trasmissione, parlando giustamente di interregionale e di eccellenza. Il nostro saluto va subito a Carmelo Puglisi. Buonasera a te Ettore e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Buonasera Carmelo e buonasera ai nostri ospiti che sono tantissimi, soprattutto in questa prima parte del nostro appuntamento. Subito qui accanto a me il direttore sportivo del Catania San Pio X campionato di eccellenza, Sergio Anfuso. Ciao Sergio, buonasera, ben ritrovato. Grazie. Un anno dopo ti ritrovo con un'altra veste e con un altro progetto. Vedi? Si va sempre verso crescere, verso una crescita esponenziale, si spera. Oggi ti ho abbinato ad un tuo potenziale concorrente di classifica, ovvero il portiere dell'FC Aciriale Fabio Tasinato, anche lui per lui un ritorno qui a Penalty. Ciao Fabio. Buonasera. È andata bene oggi a Vittoria? Oggi è andata bene, sì, alla grande. Siamo contenti Peccato. per voi. Come peccato? Peccato, nel senso che è peccato che alla fine questo incontro... Vabbè, dai, ci sorridiamo un po'. E vicino a Fabio e vicino anche a Sergio abbiamo Vittorio Iemma, allenatore juniores del Catania San Pio X. Ciao Vittorio, ben ritrovato anche a te. Allora, oggi sarà una puntata importante perché, insomma, soprattutto nel campionato di interregionale c'è stato lo scontro al vertice tra l'Acragas di Pino Rigoli e soprattutto questo Savoia che continua comunque ad essere in vetta in classifica, appunto nel campionato di interregionale, finita in parità. Tra poco avremo anche il commento tecnico di Carmelo Puglisi, ma subito i risultati e naturalmente il quadro completo della classifica. Torrecusa Agropoli 1-4. Comprensorio Montalto Battipagliese 0-1. Pomigliano Cavese 1-1. Rende Interreggio 1-0. Licata Noto 1-1. Due Torri Orlandina 0-0. Nuova Gioiese Ragusa 3-0. Agregas Savoia 0-0. Città di Messina Vibonese 2-3. In classifica, come abbiamo già anticipato qualche istante fa, è finita in parità insomma, la partita della domenica, lo scontro a occhiali tra Acragas e Savoia. Guardiamo la classifica al completo, poi vedremo anche il tabellino della prossima settimana. Savoia 50 punti, Agregas 47, Nuova Gioiese 36, Cavese 34, Torrecuso, Battipagliese e Agropoli 33 punti, Noto 29, Orlandina 28 punti, Comprensorio Montalto 26, Pomigliano e Interreggio 25 punti, Due Torri 21, Vibonese 18, Città di Messina 16 punti, Rende 15, Licata 6, chiude la classifica Ragusa a 3 punti. Diamo lettura, come anticipato qualche istante fa, anche al tabellino degli scontri che ci saranno la prossima settimana. Settimana prossima sarà la quarta giornata, domenica 26 gennaio 2014. Queste le partite: Battipagliese Acragas, Savoia Pomigliano, Orlandina Città di Messina, Ragusa Calcio Comprensorio Montalto, anche se probabilmente non si giocherà in quanto il Ragusa già da questa domenica ufficialmente viene escluso dal campionato, Interreggio Due Torri, Vibonese Licata, Noto Nuova Gioiese, Agropoli Rende ed infine Cavese Torrecuso. Allora Carmelo, subito parliamo di questo scontro al vertice, è finito in parità, da notare che il Savoia non era seguito dai suoi tifosi perché insomma c'è stata una disposizione, niente tifosi a seguito per la squadra campana. Diciamo, partiamo subito dal dato che oggi all'Esseneto di Agrigento è stata una bellissima festa, nonostante, come hai ben detto tu, mancassero i tifosi provenienti da Torre Annunziata. È stata una bellissima festa, Esseneto esaurito quasi in ogni ordine di posti.
Questo genere di partite, Ettore, come spesso nel calcio si verificano, quando la posta in palio è alta, spesso ne risente lo spettacolo. È stato così anche ad Agrigento e l'Acregas ha avuto qualche buona occasione nel primo tempo, poi comunque il Savoia è riuscito a prendere le misure e a portare a casa un pareggio che senza dubbio giova più ai campani che agli agrigentini di Ricoli, anche per quello che abbiamo visto al prossimo turno. Adesso il calendario propende più per la squadra bianco-scudata. Il Savoia riceverà al Giro il Pomigliano in una gara tutto sommato agevole, trasferta invece insidiosissima per l'Acregas che dovrà rendere visita alla Battipagliese. Oggi però questa giornata in Serie D non è stata solamente il big match Acregas-Savoia, ma abbiamo avuto diversi scontri diretti fra le siciliane, il pareggio del Dino Liotta fra Licata e Noto, con il Licata che era andato il vantaggio e il Noto che è riuscito a recuperare, 0-0 dove ha prevalso la paura di perdere tra Due Torri e Orlandina, mentre invece va sottolineato l'ennesimo suicidio sportivo del Città di Messina, che nello scontro diretto del Celeste con la Vibonese vinceva 2-1 e in 20 minuti ha buttato alle ortiche una buona gara, perdendo invece per 3-2. Breve una parentesi su Ragusa, che a questo punto una parentesi, oggi si cala ufficialmente il siparia anche sul Ragusa. Bisognerà capire come e se ripartirà. Ma chissà se ripartirà, soprattutto perché insomma il Ragusa più di una volta ci ha abituato a questa situazione altalenante, società che riprende le redini, società che insomma abbandona, non si capisce più niente. Peccato, perché insomma il Ragusa ha una tradizione ed è veramente un dispiacere enorme vederla ancora una volta abbandonare, campionato in corso, la stagione. Io infatti la battuta la voglio fare anche con i nostri ospiti. Allora Sergio, Ragusa che lascia praticamente questo campionato, lascia la mano in bocca sicuramente a tutti gli sportivi siciliani, però voglio parlare dell'Acregas un attimo, perché anche se oggi ha pareggiato, nulla è ancora perduto, insomma 3 punti super recuperabili, il campionato ancora è decisamente lungo. Ma assolutamente sì, ma io volevo fare anche un appunto sul discorso progettualità. Vedi, l'Acregas ha fatto un ragionamento imprenditoriale, ha fatto un programma triennale e l'anno scorso ha fatto benissimo, quest'anno sta facendo molto bene. Quello che avevano fatto è purtroppo il Ragusa, l'anno scorso ha fatto benissimo, quest'anno purtroppo ha dato un tonfo che non mi aspettavo sinceramente. Certamente nulla da togliere comunque al Savoia, Fabio, perché comunque dimostra che insomma, la squadra campana in fatto di solidità insomma, sicuramente è una squadra ben attrezzata, come no? È una squadra ben attrezzata, fin dall'inizio del campionato, insomma, non hanno mai nascosto le velleità di vittoria del campionato. Se la giocheranno fino alla fine con l'Acregas, che ha altrettanto... Ce la può fare l'Acregas secondo te, Fabio? Perché no? Io lo spero, me lo auguro per il calcio siciliano e me lo auguro per qualche amico che gioca ad Agrigento. E sul fatto che il Ragusa non c'è più, che vogliamo dire? Il Licata ha ripreso a giocare, però la sua situazione in classifica, diciamo pure, è drammatica. Ma infatti, diciamo, la questione non riguarda soltanto il Ragusa come singola società, ma è diciamo, un problema che è allargato a tantissime società dilettantistiche del calcio siciliano. È proprio lo sport siciliano che vive una grossa crisi e penso che le autorità regionali, insomma la politica dovrebbe cercare di aiutare chi fa investimenti, chi prova a fare sport. È vero. Vittorio, sul Noto che comunque insomma all'inizio si era assestato, poi ha avuto un attimo di sbandamento, ha ripreso per fortuna le redini il tutto il presidente e adesso insomma credo che dovrebbe quantomeno salvare la categoria. Ma, a mio parere ha tutte le possibilità di salvare la categoria. Io me lo auguro in quanto squadra siciliana, visto che abbiamo finito di parlare del Ragusa che purtroppo ha mollato. Sono contento anche per il Licata che si è salvato. Io tra l'altro più che salvato ha ripreso a giocare. No, si è salvato nel senso che ha ripreso a giocare. Giusto, ecco, giusto, poi giusto, che si salvi me lo auguro. Decisamente il Noto ne ha più possibilità. È vero, è vero, è vero. Bene, a questo punto passiamo subito al campionato di eccellenza, così apriamo tra non molto anche questa parentesi, soprattutto quella legata al girone B, perché insomma abbiamo la San Pio, Catania San Pio e l'FC Aciriale. Campionato di eccellenza, subito i risultati e poi la classifica del girone A. Leonfortese Camarat 2-1, San Cataldese Mazzara 4-1, Atletico Campofranco Pro Favara 1-1, Alcamo Raffadali 1-0, San Giovanni Gemini Riviera Marmi 4-2,
Folgore Selinunte, San Sebastiano 2-0. Rocca di Caprileone, Serra di Falco 0-1. Parmonval Sport Club Marsala 2-0. Anche nel campionato di eccellenza c'era una partita importantissima, un big match tra la prima e la seconda, tra la Leonfortese e la Camarat. Ha vinto la squadra di Mirto che adesso pilota questo girone A del campionato di eccellenza. Subito la classifica. Leonfortese 40 punti. Camarat 38. Alcamo 37. Serra di Falco 36. Parmonval, Marsala e Riviera Marmi 29 punti. Atletico Campofranco 26. Profavara e Rocca di Caprileone 24 punti. San Giovanni Gemini 22. San Cataldese 21. Mazzara e Raffadali 19 punti. Folgore Selinunte 12. San Sebastiano chiude la classifica a 9 punti. Sottolineiamo anche che il Marsala e il San Sebastiano hanno una partita in meno. E adesso il tabellino per quanto riguarda il prossimo turno sarà la quinta giornata di ritorno domenica prossima, domenica 26 gennaio 2014. Questi gli incontri: Sport Club Marsala Alcamo, Raffadali Atletico Campofranco, San Giovanni Gemini Folgore Selinunte, Riviera Marmi Custonaci Camarat, Mazzara Calcio Leonfortese, Serra di Falco Parmonval, San Sebastiano Rocca di Caprileone ed infine Profavara San Cataldese. Allora, Mirto ce l'ha fatta, a questo punto dopo un lungo inseguimento adesso si gode questo primo posto in classifica, probabilmente comunque è una squadra che può durare tantissimo in testa. Carmelo. Sicuramente nello scontro diretto la Leonfortese ha dato una bella prova di forza superando il Camarat che tra l'altro oltre a questi 3 punti dello scontro diretto nelle ultime settimane aveva già dato qualche segno di cedimento, però va sottolineato, Ettore, il fatto che questo girone A di eccellenza sia un campionato bellissimo, perché in realtà la lotta per il primo posto non è solo aperta a Leonfortese e Camarat, ma oggi hanno dato segnali importanti. L'Alcamo che ha vinto contro il Raffadali con un gol del solito bomber Gambino, era un impegno agevole, però la formazione dell'Alcamo ha dimostrato il suo valore, ma soprattutto il Serra di Falco che ha espugnato un campo difficile come quello del Rocca di Caprileone, quindi le prime 4 stanno in 4 punti, mentre oggi ha perso un treno importante il Marsala che perdendo con il Parmonval di fatto rinunzia a qualunque ipotesi di primo posto e c'è questa lotta invece per il quinto posto che sulla carta, regola di 10 punti permettendo, che sulla carta è ancora apertissimo con questo Parmonval, assolutamente rivelazione di questo torneo. Oggi è stata però una giornata importante anche per la coda del campionato, si sfidavano le ultime 2, la Folgore è riuscita a battere il San Sebastiano ha già un piede e mezzo verso il ritorno immediato, ritorno in promozione, si tratta di una matricola, la Folgore ha ben poche possibilità ancora, nonostante questo successo, di riagganciarsi, ma resta comunque il lumicino della speranza acceso. Una battuta subito con Sergio, insomma questo Camarat e questa Leonfortese hanno dimostrato che un po' effettivamente hanno programmato, perché insomma hanno dimostrato e ancora tuttora dimostrano che hanno sicuramente le carte in regola per fare un campionato di super vertice. La Leonfortese è un bel po' di anni che comunque fa sempre campionato. L'anno scorso ha fatto un anno di assestamento. Ma è stata era la matricola l'anno scorso, sì, quindi infatti. ha fatto un anno di assestamento in eccellenza per poi fare il campionato che sta facendo. Ci piace questa cosa, il fatto ma dell'assestamento. È abbastanza fisiologico, perché nel momento in cui una matricola arriva in un campionato nuovo si deve necessariamente comunque adattare al campionato, cercare un attimino di capire dove si trova, perché purtroppo la promozione e l'eccellenza sono 2 abissi veramente molto diversi. Notevoli. Differenze tra eccellenza e Serie D, che sono campionati molto simili, ma promozione e eccellenza sono due campionati totalmente diversi, quindi bisogna un attimino adattarsi alla categoria. Fabio, il Camarat che facciamo? Lo diamo ancora comunque pronto a giocarsela sino all'ultimo? Come no? Certo, il campionato ancora è lungo, sono pochissime è pochissima distanza che separa le 4 formazioni di vertice del campionato. Praticamente nel giro di 4 punti abbiamo 4 squadre. E questo depone tutto a favore della bellezza del campionato. Certo, quindi se la giocheranno fino alla fine. Io mi auguro il meglio possibile per la squadra di Mirto, anche perché ho avuto il piacere di essere un suo giocatore. Non posso che augurargli i migliori successi. E adesso campionato di eccellenza, ritorniamo sulla terra per intenderci e facciamo subito il quadro completo del girone B, appunto del campionato di eccellenza. San Pio X, Città di Rosolini 5-1. Città di Vittoria, Football Club Cireale 0-1.
Acireale 1946 Giminica Scordia 1-0. Igea Virtus Mazzarrà 6-1. Taormina Mister Bianco 1-2. San Gregorio Modica 0-4. Tiger Rometta 4-0. Sporting Viagrande Sport Club Siracusa 0-1. Vincono sia la San Pio X di Catania, vince la Ciriale 1946, ma vince soprattutto la Tiger, che continua ad essere la leader indiscussa, almeno momentaneamente, di questo girone B del campionato di eccellenza. Guardiamo la classifica. Tiger 44 punti. Football Club Cireale 40. Igea Virtus 34. Taormina 33 punti. Modica, Catania San Pio X e Sport Club Siracusa 32 punti. Mister Bianco 30. Giminica Scordia 27. Città di Vittoria 25 punti. Via Grande 24. San Gregorio 17. Rometta 16. Città di Rosolini 14 punti. Acireale 1946 12. Chiude la classifica Mazzarrà a 9 punti. Sottolineiamo infine che Acireale, Modica e Vittoria hanno un punto di penalizzazione. Tabellino anche del prossimo turno per quanto riguarda questo girone B del campionato di eccellenza. Le partite che si giocheranno domenica prossima riguardano la quinta giornata di ritorno, domenica 26 gennaio 2014. Mazzarrà Acireale 1946, Giminica Scordia Catania San Pio X, Rometta Igea Virtus, FC Acireale Modica Calcio, Città di Rosolini San Gregorio, Mister Bianco Sporting Via Grande, Città di Vittoria Taormina ed infine Sporting Club Siracusa contro Tiger. E io direi quasi di partire da questo scontro che ci sarà la prossima settimana. Non so se sei d'accordo, Carmelo, no, perché insomma il Siracusa non può perdere punti ulteriori e per cercare di accorciare di più questa classifica, magari cercando di arrivare al primo posto, deve assolutamente battere la Tiger. Rischiamo di essere banali nel dire che è l'ultimo treno, ma in realtà è così, deve assolutamente vincere a Brolo per rimettersi in corsa per il... No, giocano a Siracusa. Deve assolutamente vincere in casa al De Simone contro la Tiger per rimettersi in corsa, quantomeno per continuare a sperare, anche se secondo me, anche in base ai risultati che abbiamo visto oggi, il problema è che tra la Tiger e il Siracusa ci sono tutta una serie di squadre che stanno facendo il loro campionato anche estremamente positivo. Oggi una bella impresa del Football Club Acireale, adesso ne parleremo anche con Fabio Tasinato, bella impresa a Vittoria, l'Igea Virtus ha travolto in un derby della provincia di Messina per 6-1 il Mazzarrà, un'altra bella impresa l'ha compiuta il Mister Bianco, che ha espugnato il Bagicalupo di Taormina vincendo 2-1 e tornando inserendosi nella lotta per i playoff. In coda va sottolineato il successo della Cireale di Criniti, che ha battuto lo Scordia e continua a sperare per evitare la retrocessione diretta. Non è stato un campo facile quello di Modica, di Vittoria, perdonami Fabio. Insomma, andare a vincere lì bisogna essere mentalmente anche preparati, no? Sì, come no, è una squadra, una società, anche una città che piano piano si stanno ricostituendo proprio come organizzazione di gioco e anche come organizzazione societaria dopo un periodo di buio a seguito della crisi della società, sì, insomma, che diciamo ha contribuito anche in maniera particolarmente incisiva nel delineare questo tipo di classifica, perché sappiamo tutti un pochino delle crisi societarie che sono vissute in alcune realtà e che ora fortunatamente per quelle realtà si stanno riorganizzando. Non è stata una partita facile, è stata una partita ostica contro un avversario che voleva assolutamente i 3 punti e per nostra fortuna e per nostra bravura siamo riusciti a concretizzare al meglio. Sono 4 punti di distacco adesso con la Tiger, non sono tantissimi ma non sono neanche tanto pochi. No, ma infatti noi non siamo partiti per vincere il campionato, non era questo il nostro obiettivo, però era fare un campionato adesso, dignitoso, insomma è chiaro che mentre si delineava la classifica abbiamo preso anche maggiore consapevolezza della nostra forza e delle nostre capacità. Tra l'altro Fabio, oggi la partita di oggi a Vittoria, correggimi se sbaglio, è un po' il simbolo della vostra stagione. Voi non concedete tantissimo allo spettacolo, vi chiudete molto, però con queste ripartenze, specie con gli esterni, colpite al momento giusto, sapete essere cinici quando serve. E poi hanno una sala cinesca in porta. E poi hanno una difesa praticamente imperforabile.
No, il comparto difensivo sta lavorando bene, abbiamo 2 centrali, a seconda di chi gioca, perché poi sono 3, tutte e 3 di pari spessore, tutte e 3 molto forti, veramente. Però queste 3 sicurezze. ripartenze in esterno fanno Poi tanto, noi cerchiamo di concretizzare il più possibile le occasioni che creiamo. Ci capita molto spesso di crearne tante e poi per un po' di sfortuna. Però i punti sono tanti, 40, Però i punti sono tanti. Cioè, anche se magari ci sono pochi gol, arrivano però i punti. I gol ci sono quelli che servono. Benissimo, che sono la Per cosa più vincere. importante. Sergio, invece voi, ennesima goleada, insomma, già da domenica prossima ci sarà battaglia a Scordia però, Anche se per noi comunque è stata una stagione abbastanza particolare, perché abbiamo trovato, a parte il fatto che secondo me questo campionato, questa classifica un po' falsata per alcuni passi falsi fatti dal Modica, dal Vittoria, quindi magari un po' falsata, però questo ovviamente non esula dal fatto che noi siamo partiti male, siamo partiti malissimo, perché comunque il nostro entourage il famoso scotto di passaggio di avere, di no, ma non è categoria. tanto questo, il nostro è stato l'effetto contrario, perché noi abbiamo preso giocatori di categorie superiori che il tempo che si sono ambientati al campionato d'eccellenza purtroppo ha portato Quindi dei qualche punti. punto perso per strada, Purtroppo adesso sì. vi porta soprattutto a inseguire. Ora c'è comunque una fluidità del gioco molto diversa, lasciamo stare la parentesi settimana scorsa col Modico, che purtroppo dopo che tu su 90 minuti di attacco, purtroppo su una punizione rimbalzata nella testa dell'attaccante va a fare il gol. Questo è il Modica, gioco del calcio, ci sta, il bello del ci sta. gioco del calcio è anche questo. Però già si vede che è cambiato un po' tutto diciamo, finalmente si comincia a giocare, si comincia un attimino ci cominciamo a cercare l'un l'altro, mi metto in mezzo come giocatore anche se non lo sono, comunque si cominciano a cercare l'un l'altro. All'inizio c'era molta individualità, molto... Infatti io a tal proposito, perdonami, poi magari parli anche tu con un riferimento che ho capito a cosa ti vuoi riferire. Ci sono delle immagini di repertorio proprio per parlare della prima parte della stagione, della partita in casa con lo Scordia che finì 3-3, dove probabilmente già da là si incominciò a capire che i vostri giocatori erano super preparati per altre categorie maggiori e forse non proprio preparati per il campionato di eccellenza. Possiamo partire dalle immagini, nel frattempo Carmelo. L'impressione è che però, direttore, sia mancata soprattutto quest'anno la continuità dei risultati. Bravo. Perché in realtà alternate prestazioni come quelle di sabato, in cui andate in gol anche con tanta scioltezza, 5-6 gol, a voi è capitato spesso che avete fatto tante reti nel corso di una partita, però poi la partita dopo è mancato il risultato, perché poi è importante anche dare un seguito alle prestazioni. Sai cos'è il discorso secondo me? Che il campionato, facevo poc'anzi la differenza tra promozione eccellenza e l'eccellenza Serie D. Mentre una Serie D è una categoria molto tecnica, dove un giocatore, lo spessore di un giocatore comunque si vede. L'eccellenza è una categoria c'è molto agonismo. Di conseguenza, quando tu hai giocatori che, grazie a Dio, stanno finalmente dando il meglio, hai giocatori molto tecnici contro una squadra che è costruita per l'eccellenza. Per esempio faccio un grande applauso a Santopalma. Santopalma è riuscito a fare una grandissima squadra, la classica squadra di eccellenza, ostica, in difesa, a centrocampo e in attacco. Cioè è una che squadra... sicuramente darà filo da torcere a tutti. Assolutamente sì. Un'altra squadra che secondo me darà filo d'orcio a tutti è il Mister Bianco, classica società, classica squadra di eccellenza. Attenzione perché non parliamo Quindi, dell'Igea Virtus. l'Igea Virtus. Il carisma di una società importante come quella dell'Igea Virtus non è da sottovalutare. Dico bene, Carmelo? Ma rientra in quel novero di società, di squadre che nominava prima il direttore Sergio Anfuso. Nel Messinese hanno preso giocatori di categoria, dando continuità tra l'altro al lavoro fatto negli ultimi anni. Ci sono ad esempio diversi giocatori con cui loro sono partiti dalla prima categoria 3 anni fa, quando finì l'era del professionismo. Ma invece, di direttore, l'impressione che però se non doveste, noi ve lo auguriamo, raggiungere neanche il quinto posto, si può parlare di fallimento oggettivamente per quanto avete speso sia in termini economici ma anche in termini di impegno. No, ma è giusto, ci sta. Ma guarda, ti dico, noi gli auguriamo. Io sono ottimista e fiducioso fin dalla nascita, quindi figurati. Però il problema è un altro, noi ancora siamo all'interno dei due obiettivi. Noi mercoledì andremo a fare la finale di Coppa Italia e questo è già un appuntamento importante. È molto importante, perché la vincente andrà a fare la fine girone nazionale, chiamiamolo così. Siamo tutto sommato ancora all'interno del quinto posto, all'interno del playoff, in comproprietà con altre formazioni, però secondo me alla lunga
alcune società al vertice andarono un attimino a sgretolarsi, ma non in termini di organizzazione, in termini di perderanno punti, perché comunque oggi la vittoria della Cireale 46 contro lo Scordia, che ripeto è una buona squadra, Ci fa capire che sicuramente questo FC Cireale dirà la sua. No, il 46, già Il 46, sto no, il dicendo. 46. Poi c'è il mister Bianco, che già il giro d'andata ha fatto benissimo, adesso sta facendo ancora meglio, si è rinforzato, quindi questo ancora il campionato non è finito, nel senso che secondo me la Tiger ancora non ha detto la sua in questo campionato. Per adesso però si gode il primo E posto. questo, i nostri 12 punti di stacco ci stanno. Senti Fabio, e sulla San Pio tu che dici? Loro Parla hanno parlato bene, bene, no? Come San Pio hanno parlato bene dell'FC Cireale e... Io non posso l'FC fare a meno Cireale di come parlare va? bene della San Pio per le 2 volte che ci siamo incontrati sul campo. C'è stato qualche problema dal punto di vista, diciamo, di referti, di federazione, c'è un po' di trambusto. È un po' nell'aria quest'anno, è la stagione dei ricorsi questa. Eh. Io spero che veramente prevalga il al calcio più presto giocato, definito, insomma, importante. e poi i veri valori si dimostrino sul campo. È vero. Comunque sulla base, cioè, insomma, delle partite che abbiamo giocato quest'anno, è una squadra attrezzata per vincere. Certo. Non è un caso che secondo me è giusta l'impressione di chi dice che ancora il campionato non è finito, che ancora il campionato è lungo, che ci sono tutti gli scontri diretti ancora È giusto, è che giusto. possono anche stravolgere l'attuale ordine di classifica. Vittorio, voi come settore giovanile, la Juniores come sta andando? Tra l'altro io ti anticipo che tu rimarrai anche nella parte finale della nostra trasmissione, così avremo modo anche un po' di allargare il progetto giovanile che è sempre fondamentale per tutte le società dilettantistiche. Voi come settore giovanile in questo momento siete vicino alla prima squadra comunque, no? Molto vicino, il lavoro con gli under è giornaliero, è fondamentale ed è giornaliero con la prima squadra. Quest'anno abbiamo un gruppo di 26 ragazzi, la metà dei quali sono già aggregati in prima squadra, l'altra metà stanno lavorando per arrivarci. Sì, i risultati stanno venendo ed è inevitabile. Ma Voi fate la Juniores regionale? Noi facciamo la Juniores regionale, ma il nostro primo obiettivo, l'obiettivo della società, il mio obiettivo è quello di far maturare definitivamente questo gruppo di ragazzi che abbiamo selezionato per questa nuova avventura. Per quanto mi riguarda, il lavoro con gli under è un lavoro molto particolare. Io raggiungo il mio obiettivo nel momento in cui sono riuscito a far esordire tutti e 26 in prima squadra. E questa è la più grossa soddisfazione per un allenatore. Non c'è dubbio. Poi è chiaro che i risultati vengono, ma sono frutto del lavoro. Certo. Il nostro obiettivo in questo momento è un altro, poi vincere non dispiace. Chiaro, è logico. Bene, allora ci dobbiamo fermare perché abbiamo chiuso la parentesi dedicata sia all'interregionale e ai 2 gironi di eccellenza. I nostri ospiti rimangono qui per metà campionato promozione. Salutiamo Carmelo che ci lascia perché la sua parentesi si è conclusa, con lui ci vedremo chiaramente la settimana prossima. Buonasera a te Ettore, buonasera a tutti i nostri telespettatori, buona settimana a tutti. Perfetto, il saluto lo diamo anche alla nostra penaltina Federica Di Benedetto che ci lascia perché lei insomma va in onda soltanto in questa prima parte, tra poco arriverà la tua collega Giulia Bonaccorsi. Sì, una buona serata a tutti e adesso vi lascio con la pubblicità. Un brevissimo stacco pubblicitario, rimanete con Penalty. Salutiamo subito la seconda penaltina, l'abbiamo già annunciata salutando Federica Di Benedetto. Giulia Bonaccorsi, ciao Giulia. Buonasera a te Ettore, buonasera a tutti e buona Capelli domenica. Oggi particolari. Oggi sì, oggi Molto abbiamo cambiato. Molto stile anni 60, complimenti. Grazie. In postazione oggi non abbiamo Antonio Borzi perché è stato bloccato da un'influenza e allora abbiamo coinvolto anche per il campionato di promozione il qui presente Ciccio Rametta, nel senso che rimarrai anche a seguire perché parlerai di prima categoria. Sì, buonasera a tutti, Buonasera. un saluto ad Antonio che ci seguirà da casa. Certo, ci mancherebbe. I nostri ospiti invece sono sempre qui, tra poco con loro chiacchiereremo anche del campionato di promozione, diamo subito il quadro del girone A con i risultati e naturalmente anche la classifica. Strasatti, Cus Palermo 1-1, Delfini Vergine Maria, Castellammare 1-1, Paceco Cefalù 0-0, Dattilo Città di Carini 4-1, Salemi Fulgatore 2-1, Favignana Ligni Trapani 1-0, Real Calcio Monreale 0-4, riposa il Montemaggiore.
Da notare lo scontro Paceco-Cefalù che è finito 0-0, ma soprattutto il Salemi che vincendo rimane in vetta in questo girone. Diamo uno sguardo anche alla classifica. Salemi 38 punti, Paceco 36, Dattilo 35, Cefalù e Monreale 32 punti, Ligny Trapani 28, Montemaggiore 26, Castellammare Calcio 94 24 punti, Real Calcio e Favignana 20, Cus Palermo 19, Delfini Vergine Maria 18 punti, Fulgatore 17, Città di Carini 11, chiude la classifica Strasatti con 8 punti. Castellammare e Montemaggiore una partita in meno. Il commento tecnico di Ciccio Rametta. Sì, grazie Ettore. Allora, 17 gol segnati in questo girone quest'oggi e dopo qualche settimana in cui avevamo due capoliste che procedevano a braccetto, si è staccato il Salemi, che ha vinto di misura in casa per 2-1, approfittando del mezzo passo falso del Paceco, fermato in casa per 0-0 dal Cefalù. Importante anche vittoria del Dattilo, che quindi si trova adesso a -3 dalla vetta, quindi un girone che secondo me fino alla fine ci farà divertire e non ci farà capire chi sarà la squadra vittoriosa fino alla fine. Importanti anche le performance di Cefalù e Monreale in ottica playoff. Il Monreale è andato a vincere fuori casa, addirittura 4-0 contro il Real Calcio, mentre il Cefalù, come abbiamo detto, ha fermato l'ex capolista Paceco. Faccio notare che abbiamo, guardando la classifica, al momento le squadre Cefalù e Monreale, che sarebbero le ultime nella griglia dei playoff, hanno acquisito 4 punti di vantaggio sulle inseguitrici, però il Montemaggiore ha una partita in meno e quindi potrebbe portarsi a -3. In coda c'era questo match tra Real Calcio e Monreale, una vittoria esterna rotonda per 4-0 del Monreale, scusatemi, volevo dire del Favignana, che è andato a vincere fuori casa e quindi si è portato in una buona posizione. Perfetto, proseguiamo e poi insomma avremo modo anche di sentire il commento tecnico dei nostri ospiti. Parliamo del girone B, sempre del campionato di promozione, abbiamo i risultati e poi la classifica della quarta giornata di ritorno, oggi di domenica 19 gennaio 2014. Fiume Freddese, Castelbuonese 0-0. Santagiolesi, Ciappazzi 4-0, Randazzo, Mamertina 1-1, Atletico Villafranca, Pistunina 0-2, Ghibellina, Riviera Messina Nord 0-1, Castelbuono, Sinagra rinviata per vento, Città di Milazzo, Sporting Taormina 2-0, riposa il Torregrotta. Benissimo, e a questo punto la classifica, do lettura: Sporting Taormina in testa con 41 punti, la Castelbuonese con 39, il Città di Milazzo con 36, la Sant'Angiolese con 35, il Pistunina con 30, Mamertina e Sinagra 26 punti, il Ciappazzi 24, Fiume Freddese e Randazzo 20, Castelbuono 17, Torregrotta 16 punti. Penultima in classifica il Riviera Messina Nord con 14 ed infine chiudono Atletico Villafranca e Ghibellina con 7. Ti ho rubato il lavoro. Classifica che vede in testa a questo punto questo Sporting Taormina. Il commento di Ciccio. Sì, girone equilibratissimo anche il girone B, tutti i riflettori erano puntati sul match di Milazzo. Chance grandiosa per il Taormina, che poteva forse chiudere i discorsi per il primo posto, ma non ce l'ha fatta. Vittoria per 2-0 per il Milazzo, che non perde l'ultimo treno, e quindi grande bagarre anche qui per il primo posto. Io coinvolgo 4 squadre, voglio mettere anche la Sant'Angiolese nel mezzo, mentre invece la Castelbuonese in casa non è riuscito ad approfittare dello stop del Taormina e l'avrebbe potuto agganciare in classifica. Anche qui le squadre che al momento sono in ottica playoff hanno 4 punti di vantaggio sulle inseguitrici, mentre in coda abbiamo Atletico Villafranca e Ghibellina che chiudono la classifica a 7. Quindi ci sarà anche qui da capire quale sarà la squadra che retrocederà in maniera diretta e quale invece riuscirà a provare a salvarsi con i play-out. Pochi gol segnati, soltanto 11, e da notare la partita di Castelbuono che è stata rinviata per il vento, che l'ha fatta quindi da padrone. Le squadre che invece si mantengono a metà classifica danno un occhio alla zona playoff, ma devono sempre guardarsi alle spalle anche per i playout. Da notare che questo, insomma, Città di Milazzo con questa vittoria nello scontro diretto con lo Sporting Taormina fa capire che indubbiamente
vuole ritornare nel calcio che conta. Insomma, un centro importante come Milazzo non può mancare, quantomeno nel campionato di eccellenza, quindi questo campionato di promozione gli sta proprio stretto, però questo Sporting Taormina, insomma, è un osso duro. Beh, sono due squadre ben attrezzate. Io il Milazzo sicuramente, per la storia che ha, è normale che comunque alla fine non potrà fare veramente il campionato di promozione gli sta stretto, gli sta stretto anche il campionato di eccellenza. È vero. Lo Sporting Taormina sono contento perché c'è un nostro ex under che è andato lì e sta facendo molto bene, sta giocando tanto, sta segnando tanto. E sono Vittorio contento. sarà contento. Vittorio è molto contento, ma è contenta anche la società, anche il nostro presidente, il nostro direttore generale, sono molto contenti perché quando... Siete tutti contenti. Ma quando i nostri giocatori, Certo. specialmente gli under, vanno altrove e fanno bene, poi saranno pronti anche poi giustamente solo esclusivamente per essere contenti le per altre loro. categorie. Infatti, Quindi insomma super contenti tutti. qualcosa c'è. Mentre invece Fabio, Sporting Taormina, la solita domanda che facciamo un po' ai nostri ospiti, ci sorprende, no? Uno Sporting Taormina al primo posto nel campionato di promozione, il Taormina invece che è altissimo nel campionato di eccellenza. Sembra un po' strana questa cosa, ormai c'è stato detto che comunque sono due società totalmente diverse e soprattutto due società che non si vogliono neanche incontrare, quindi insomma si rischia di disperdere comunque sostanzialmente un patrimonio, no? Perché fare una squadra sicuramente è più gestibile, no? Dipende dalle realtà. Io penso che in contesti piccoli o comunque dove c'è una lunga tradizione sia utile cercare di concentrare le forze. Penso al caso di Taormina, comunque non mi sorprende il primato dello Sporting per l'organico che ha, non mi sorprende neanche eccessivamente diciamo, il campionato di valore che sta conducendo il Taormina di eccellenza, sebbene ritengo che sia, diciamo, sopra le righe rispetto a quelli che erano gli obiettivi di partenza. Sì. Spero che, diciamo, nel futuro ci possono essere tante società che possano giocare tanti campionati con tanti giocatori, perché il problema non è di abbondanza, semmai è l'opposto. Diciamo pure che la provincia di Messina da qualche anno ci sta regalando delle belle soddisfazioni perché sono tutte società ben organizzate e che comunque investono moltissimo nel calcio e insomma investire nel calcio oggi a livello dilettantistico, Sergio me ne dà sicuramente atto, non è che sia facilmente riscontrabile in molti. Faccio notare solo che a Catania c'è una Serie A Messina no, quindi già questo dovrebbe far riflettere. Sì. Una Serie A inevitabilmente a livello economico ti porta via tanto, una non Serie A nel messinese è ovvio che chi vuole investire può investire in modo categorie molto sì. più piccole. Benissimo, abbiamo chiuso la prima parte legata al campionato di promozione, abbiamo dato il quadro completo del girone A e del girone B, congediamo Sergio, congediamo Fabio, mentre invece Vittorio rimane. Per voi, dato che insomma ci salutate, l'ultima domanda, a questo punto la Sampio, se tutto va come dovrebbe, il prossimo anno dovrà affrontare un campionato importante. Assolutamente sì. Società pronta? Assolutamente prontissimi, mentalmente, a livello organizzativo, economicamente anche siamo pronti ad affrontare speriamo una Serie D, anche se ai miei ragazzi dico sempre noi non vogliamo arrivare in Serie D, noi dobbiamo andare in Serie D, che è molto diverso. Questa è una bella cosa perché quando si è determinati i risultati arrivano. Noi dobbiamo fare il salto di qualità perché è giusto, perché se lo meritano i nostri sponsor, se lo meritano chi investe su di noi, se lo merita anche il nostro presidente e il nostro direttore generale. Indubbiamente. Un saluto allora a Sergio Anfuso, direttore sportivo del Catania San Pio X. Il saluto lo facciamo anche a Fabio che conferma non era una squadra che era partita per vincere il campionato, si trova nella zona altissima, Palma insieme a tutti i dirigenti ha fatto un lavoro secondo me straordinario, un mister giovane arcigno, come dico sempre io, e tutto quello che verrà a questo punto lo raccoglierete? Oppure fate anche comunque un pensierino a questo punto quantomeno ai playoff? No, insomma, aspetta. Diciamola questa Un cosa. pensierino lo facciamo a tutte cose, a differenza, diciamo, la differenza di fondo è che noi non dobbiamo vincere il campionato. Ho capito. Ma dobbiamo onorarlo questo campionato, ho cercato di fare il meglio possibile. Il meglio possibile è la vittoria del campionato stesso. Certo, però se dovessero arrivare ai playoff... Noi lottiamo per vincere tutte le partite, come tutti i calciatori fanno. Bene, perfetto. Direttore, la differenza di comunicazione, cioè
il direttore ha messo molta pressione ai suoi, mentre Fabio ha detto... Beh, Fabio è un calciatore però. Sono Lui curioso è un di vedere come dirigente, finirà, perché lui è un spesso dirigente. la pressione non è la migliore alleata per una squadra. però Invece ci vuole, la leggerezza... Però la pressione aiuta a galvanizzare un po' tutta la categoria. Sicuramente. E quindi la stagione Mi è piaciuto è il più dobbiamo andare in Serie D, entusiasmante. è proprio categorico. Benissimo, ci fermiamo e tra poco ritorneremo di nuovo a parlare del campionato di promozione. Ci vediamo tra qualche minuto. E adesso ritorniamo a parlare di promozione, però prima dobbiamo salutare l'ingresso del nostro nuovo ospite, a mister Mario Giuffrida, città di Mascalucia, prima categoria. Ciao Mario. Grazie. Come stai? Stai bene? Bene. È il tuo debutto televisivo? Sì, sì. Quindi insomma speriamo di portare bene, anche perché insomma l'incontro di sabato è finito in parità tra i mestieri. Sì, è andato bene. Però siete secondo me sulla buona strada, Sì, sì, perché siete sempre nella zona playoff, quindi ancora tutto da scrivere. Il campionato è ancora lungo, giustamente. Certo. Allora, campionato di promozione lo facciamo subito con il girone C e poi avremo anche il commento tecnico di Ciccio Rametta. Risultati e poi la classifica. Sporting Priolo, Rari Nantes 0-0. Real Aci, Atletico Catania 1-0. Atletico Pedara, Giarle 0-0. Aci San Filippo, Real Avola 2-1. Sport Club Palazzolo, Sicula Leonzio 0-2. Comprensorio Normanno, Sporting Battiati 0-0. Pachina Troina 5-0. Riposa a Gira Nissoria. Pareggio della squadra che è prima in classifica, il Giarre a Pedara, ne approfitta la Sicula Leonzio per insomma rosicchiare 2 punti al battistrada di Romeo. Guardiamo la classifica al completo. Giarre Calcio 44 punti. Sicula Leonzio 37. Comprensorio Normanno 35. Sporting Battiati 33. Real Aci Atletico Catania 28 punti. Sport Club Palazzolo 27. Sporting Priolo 26. Pachino 25. Aci San Filippo 24 punti. Atletico Pedara 18. Troina 15. Rari Nantes 11. Agira Nissoria 8. Chiude la classifica Real Avola con 5 punti. Beh, i punti sono sempre tanti di distacco tra la prima e la seconda in classifica, però 2 punti in meno aiutano ad alimentare la possibilità, insomma, di un recupero da parte delle altre squadre che inseguono questa squadra di Maurizio Romeo. Il commento di Ciccio. Sì, Ettore, allora abbiamo analizzato i gironi A e B, che sono quelli più equilibrati in ottica vittoria finale. Adesso che andiamo al girone C, che anche come il girone D hanno 2 padroni indiscussi da tempo. In questo caso parliamo del Giarle, che si è fermato sullo 0-0 a Pedara, una partita molto tattica e molto tirata. Però ancora una volta il Giarre ha dimostrato di avere un'ottima tenuta difensiva. E ne ha approfittato giustamente la Leonzio. Ne ha approfittato la Leonzio, una partita che ho seguito molto attentamente e si è sviluppata tutta nel primo tempo. Sono arrivati 2 gol di Nicotra e Costanzo e in più il Palazzolo ha avuto una grande chance per rientrare in partita, ma ha fallito un rigore parato dal portiere lentinese. Per cui la Leonzio ha superato il comprensorio Normanno fermato in casa per 0-0 dallo Sporting Battiati e adesso si trova al secondo posto. Faccio notare che dalla Sicula Leonzio seconda all'Aci San Filippo che ha 24 punti possiamo considerare tutte queste squadre in lotta per i playoff. Oggi è stata importantissima la vittoria del Real Aci 1-0 sull'Atletico Catania, vittoria che ha permesso a questa compagine anche un po' inaspettata e molto importante in ottica classifica. C'è stato l'aggancio del Real Aci all'Atletico. E poi andiamo un attimino a segnalare anche questo 5-0 esterno del Pachino interno del Pachino col Troina che mi ha molto colpito. Evidentemente anche il Pachino vuole dire la sua. E l'ultima parentesi te la faccio sul fanalino di coda, il Real Avola. In settimana mi sono un po' documentato e ho seguito le loro comunicazioni su Facebook perché hanno una pagina curata. Hanno cambiato presidente, domenica scorsa avevano vinto, oggi avevano una grossa chance perché la Gira Nissoria riposava, però sono andati a perdere 2-1 di misura contro l'Aci San Filippo. Che è un campo molto difficile. Non la darei spacciato questo Real Avola. Quindi tu vedi un possibile ritorno? Possibile, niente di che perché comunque in zona playout mi pare tutto definito, ci sono 6 punti tra il Pedara e il San Filippo. Diciamo che non è detto che l'Avola retrocederà. Infatti. Direttamente.
Proseguiamo e chiudiamo la parentesi del campionato di promozione, subito lettura dei risultati e della classifica di questa quarta giornata di ritorno. Ribera 1954, Aquila San Michelese 6-0, USA Sport Aragona 3-1, Mussomeli Calcio Canicattì 3-0, Atletico Gela Comiso 2-2, Jobbing Santa Croce Libertas 2010 2-0, Accademia Empedoclina Sciacca 1-3, riposano Real Biscari e Sporting Club Racalmuto. Risultato tennistico per il Ribera 1954, ben 6 gol all'Aquila San Michelese, continua a questo punto sempre di più questa marcia trionfale per la squadra agrigentina. Guardiamo la classifica. Ribera 54, 44 punti, Mussomeli 36, Libertas 2010 31, Sporting Club Racalmuto Sciacca 26 punti, Canicattì e Comiso 23, Aragona e Jobbing Santa Croce 19 punti, USA Sport 18, Accademia Empedoclina 17, Atletico Gela 15, Real Biscari 8, chiude la classifica Aquila San Michelese con 7 punti. Ricordiamo che lo Sciacca ha 2 punti di penalizzazione, lo Sci che ormai da parecchie settimane è stato escluso dal campionato dopo la quarta rinuncia. Chiudiamo il campionato di promozione, abbiamo il solito commento anche tecnico del nostro Ciccio Lametta. Sì, valanga di gol nel girone D, ben 23, nonostante sia appunto in virtù dell'esclusione dello Scicli il girone con meno partite, 23 gol segnati. E c'era questo testacoda tra il Ribera capolista e l'Aquila San Michelese Fannanino, e il Ribera vincendo 6-0 era un discorso che facevamo qualche settimana fa, dice quando una partita è troppo differente le potenzialità, è bene fermarsi o è bene andare avanti? Tra poco questa domanda la io faranno sono anche un i nostri sostenitore ospiti, anche i nostri ospiti. sono sempre stato un sostenitore del fatto che rispettare l'avversario significa giocare fino alla fine, quindi evidentemente il Ribera la pensa come me, è andato a vincere 6-0. Non da meno il Mussomeli che ha vinto 3-0 in casa col Canicattì e resta in scia, per quanto il Ribera credo possiamo definirlo artefice del proprio destino fino alla fine come il Giarre poco fa. Chiudo facendo le segnalazioni, 2 vittorie importanti nella zona medio-bassa della classifica, USA Sport e Jobbing Santa Croce, importanti vittorie casalinghe che le rilanciano in pieno. Indubbiamente. La domanda la dobbiamo rivolgere ai nostri ospiti. Che cosa bisogna fare sul 6-0? Bisogna fare giro palla oppure rispettare gli avversari giocando lo stesso sino all'ultimo istante? Anche sul 3-0, diciamo. Anche sul 3-0. La parentesi sul 3-0 insomma dovrebbe essere molto più larga, perché sappiamo benissimo a cosa immaginiamo di che cosa stiamo parlando. Però in questo caso 6-0 il Ribera, che tra l'altro è uno squadrone, risaputa questa cosa, insomma, che dovrebbe fare secondo te in quel momento un mister? Dovrebbe dire halt, fermatevi, fate il giro palla, oppure continuate perché in questa maniera continuiamo a rispettare gli avversari? Ma diciamo che ha incontrato anche l'ultima del sì, girone. in questo Poi caso sì. Dipende anche dalle situazioni che si creano, dalla situazione che c'è in campo, dagli eventi. Frenare una squadra diciamo che non è neanche... Non è facile. Non è facile, non è neanche facile. Certo, poi arrivati a un certo punto rallentare un po' i ritmi sarebbe doveroso. In queste partite spesso entrano in campo giocatori meno utilizzati, quindi per mettersi in mostra è giusto. No, è difficile frenare una squadra che ha dei ritmi diversi. Il problema è proprio lì, sono i ritmi impiegati. Esatto. Tra una che è in testa alla classifica e una che è fanalino di coda. Come in questo caso. Però arrivato a un certo punto si potrebbero anche un po' abbassare i ritmi e quindi contenere quelli che sono... La parola fermarsi non la vuole usare nessun allenatore. Fermarsi non ha senso. Vittorio, invece tu che cosa ne pensi? Ti è capitato nel settore giovanile insomma di avere una disparità tecnica? La sua risposta è ancora più interessante perché la insegna ai ragazzini. Nel settore giovanile mi è capitato sia di prendere 10 gol che di farli. E in questo caso cosa è successo? Come ti sei comportato? Come si è comportato il mister avversario? Guarda, il settore giovanile è chiaramente un discorso a parte, perché nel settore giovanile, quello che è giovanissimi allievi, fai un lavoro che
prescinde da quello che è il risultato finale, nel senso c'è un lavoro mirato alla crescita dei ragazzi anche sotto l'aspetto comportamentale, caratteriale, è tutto un discorso diverso. Il fermarsi in generale, per quanto mi riguarda, io secondo me rispetto all'avversario se continuo a giocare, sono d'accordo col mister qui accanto che dice chiaramente abbassi un attimino il ritmo, ma io parto dal 9-0 della nostra prima squadra, che è stato a quanto pare molto criticato, ma quando un primo tempo finisce 6-0, tu fai 3 cambi per cercare di dare spazio. Io non ho mai conosciuto un giocatore che entra in campo e dice mister, io entro, la do indietro, faccio l'autogol perché siamo 6-0. La tua è una risposta intelligente. Perfettamente Complimenti, d'accordo. complimenti, è giusto. Ci ha raggiunto con il gruppo degli ospiti oggi Alessio Patti, che salutiamo. Ciao Alessio. Ciao Ettore, buonasera a Ben tutti. ritrovato. Voglio sentire una battuta veloce anche su Cristiano Ronaldo. Non esiste un fuoriclasse di questo genere nel mondo del calcio a 5? Sì, no, abbiamo Falcao, no? Falcao e Ricardinho che sono le controparti di Messi e Cristiano Ronaldo. Voglio dire solo che quest'uomo, questo grandissimo uomo viene visto come il simbolo dell'eziosismo nel mondo del calcio, quando poi è più umile di molti altri. È vero, sono assolutamente d'accordo. Subito al campionato di prima categoria, oggi non abbiamo il commento tecnico di Antonio Borzi, quindi ci limiteremo soltanto alla presentazione dei 4 gironi con la schermata. Iniziamo subito con il girone A, i risultati e poi la classifica con il commento anche di Ciccio Rametta. Equipe Comprensorio Palermo, Bagheria 2-2, Bonagia Sant'Andrea, Campobello 1-1, Città di Cassaldaccia, Ezio Roma 1-1, Città Isole delle Femmine, Iatina Promonreale 0-0, Borgata Terrenove, Partini Caudace 3-1, Don Orione Sparta Palermo 1-2, Riposa Bolognetta. Beh, da notare che con questa vittoria nel quasi scontro diretto, e già può partire anche la classifica, il Borgata Terrenove probabilmente ha creato i presupposti per una vittoria finale in questo girone A del campionato di prima categoria. Sì, mi sembra lampante, prima contro seconda, vittoria netta, importante e ora più 8, quindi anche il Borgata Terrenove ora è pienamente artefice del suo destino. Ti faccio notare che in questo girone tutti i pareggi hanno vinto solo la capolista e lo Sparta Palermo. È vero, giusto, una nota importantissima. Proseguiamo e poi inizieremo a parlare anche con i nostri ospiti. Parliamo adesso del girone E del campionato sempre di prima categoria. Guardiamo i risultati di questa 4ª giornata di ritorno. Desport Gaggi, Aci Sant'Antonio 2-2, Messina Sud, Calatabbiano 0-2, Russo Sebastiano, Città di Aci Catena 0-0, Milo Ionica Football Club 1-0, Aci Banaccorsi, Real Samte Venerina 1-0, Robur Sporting Club Giardini 2-1, Lineri Mister Bianco, Tre Castagni 2-3. Ciccio, sembrerebbe ormai un discorso a 2, no? Il Tremestiere che seppur faticando vince a Mister Bianco e soprattutto questo Calatabbiano che continua a non mollare. Guardiamo infatti la classifica e vediamo Tre Castagni 44 e Calatabbiano 40. Però diciamo che è stata una giornata pro Calatabbiano perché la vittoria è stata più convincente. Invece il Tre Castagni in questo testacoda ci aspettavamo una vittoria più netta, solo 3-2. Penso sia stata una partita combattuta, quindi evidentemente il Mister Bianco questo ultimo posto diciamo che non è proprio meritato, ecco, magari una squadra di ripresa. Infatti, voglio parlare con Mario Giuffrida, Città di Mascalucia. Beh, un Tre Castagni che comunque è super attrezzato, tutti i tecnici hanno detto che la squadra insomma, è sicuramente una squadra di categoria superiore. Sì, è attrezzato per... L'hai visto giocare? Sì. Conosco anche tanti elementi che fanno parte di quel gruppo e sono sicuramente elementi che farebbero bene anche in categorie superiori. Un po' di delusione anche dell'Aci Sant'Antonio? Si sperava insomma in una possibile... Ma secondo me è forte il Tre Castagni.
più che non forte la Sant'Antonio. Questo che risposta diplomatica, poi già da mister... Ha un organico più completo il ha un organico Trecastagni, più è più completo. preparato per vincere il campionato. È vero, è vero, è vero. E poi c'è questo Milo, Vittorio, che è messo lì in attesa che un po' tutti gli altri sbaglino per cercare di accalappiarsi anche la possibilità di fare i playoff. Sì, la prima categoria solitamente conferma un certo equilibrio nelle prime 5-6 posizioni. Poi sono d'accordo con il mister Giuffrida, poi quando ci sono società come quella del Trecastagni che ha sicuramente allestito un organico superiore a quello che è la categoria, difficilmente troveranno problemi. Il Milo si può inserire, non c'è dubbio. Io ritengo però che è un discorso playoff. Poi quanto riguarda il primo posto, i giochi sembrerebbero già fatti. Non lo dicono ancora i numeri, però il Trecastagni decisamente è stato costruito meglio per il salto di categoria. È vero, è vero, è vero. Bene, tra poco parliamo anche di questo girone dove c'è Città di Mascalucia, insomma un girone molto, molto intenso, molte squadre del Catarese. Guardiamo i risultati, girone F appunto del campionato di prima categoria. Città di Randazzo, Belpasso 2-0. Gravina San Paolo, Ciclope Bronte 2-3. Tremestieri e Tenneo, Città di Mascalucia 0-0. Città di Maletto, Cometa Biancavilla 0-1. Città di Catania, Città di Valverde 3-3. Reale Adrano, Real Città di Paternò 0-2. NBI Mister Bianco, San Giovanni La Punta 1-1. Tra i due litiganti il terzo gode, insomma il Città di Randazzo ha approfittato del pareggio tra Città di Valverde e Città di Catania ed è volato al primo posto. Ciccio. Eh sì, ne ha approfittato alla grande. Anche se non possiamo chiaramente parlare di fuga perché veramente queste tre squadre secondo me si contenderanno la vittoria fino alla fine. Mi dicono che la partita tra Città di Valverde e Città di Catania è stata veramente scoppiettante, questo 3-3 senza tatticismi, ci hanno dato dentro alla grande per vincere. Onorano giustamente anche il calcio, no? Quando poi si segna tanti gol, fa piacere. Probabilmente no? si sarà sbloccata presto e quindi i tatticismi sono andati un po' fuori. Bene, allora a questo punto Mario, questo Città di Mascalucia ha pareggiato a Tremestieri, è un campo sempre molto difficile, però insomma per voi sarebbe stato ideale una vittoria, no? Perché avreste in questa maniera consolidato questa zona playoff. Per noi sarebbe stato ideale vincere tutte le partite, Ma non è possibile solo che ci questo. sono anche gli avversari che nell'arco dei mesi si riorganizzano, cercano di migliorarsi, cercano di raggiungere gli obiettivi che ognuno si prefissa e quindi ogni partita ha sempre la sua storia, nasce e finisce nei 90 minuti e posso dire di essere contento del risultato finale perché abbiamo incontrato una squadra che secondo me risalirà a quello che è la classifica. Sei molto ottimista, tu tra l'altro sei entrato in corsa, hai sostituito Platania da qualche settimana, che atmosfera regna nella squadra? Si è consapevoli che comunque ancora quantomeno i playoff sono alla portata? Sì, noi non abbiamo nessun obiettivo già predestinato, noi continuiamo ad andare avanti, cercheremo di vincere tutte le partite che verranno, naturalmente rispettando quello che sono gli avversari e proveremo a raggiungere l'obiettivo che più è consono a noi. È il minimo che ti ha chiesto la società oppure un tuo obiettivo personale? No, io come obiettivo personale ho sempre quello di fare bene e di conseguenza facendo bene sicuramente si ottengono anche i risultati. Vorrei cortesemente chiamare la regia e dire se può reinserire la classifica di questo girone F, perché con Vittorio volevo fare un po' il punto soprattutto nella zona bassa, no? Abbiamo questo Real Adrano che insomma sembrerebbe spacciato, poi c'è il Tremestieri che seppur pareggiando insomma ha smosso la classifica, Cometa Biancavilla che quest'anno insomma sta deludendo tantissimo e poi c'è questa squadra che è il Gravina e il Belpasso che debbono lottare per cercare di conservare la categoria. Come vedi questa zona bassa della classifica? Questa io credo che le ultime tre faranno fatica a poter recuperare. Il Gravina mi sorprende così in basso, secondo me poteva sicuramente ottenere qualche punto in più a oggi, quindi
Personalmente non credo che si possa riaprire un discorso salvezza, e il Gravina lo tirerei fuori da queste 4, quindi Belpasso, Cometa, Tremestieri, Adrano. Mi viene da dire che è un peccato vedere nello stesso girone Città di Randazzo, Valverde e Città di Catania, perché sono 3 squadre decisamente fuori categoria. Ben attrezzate, Sì. ben attrezzate. Io non faccio intervenire Alessio, perché lui mi ha detto fammi parlare poco della prima categoria, fammi parlare molto del calcio 5, infatti tra poco apriremo questa bella finestra dedicata al futsal, però io una domanda te la devo fare. Giustamente Vittorio sottolineava Città di Randazzo, Città di Valverde e Città di Catania. È un peccato però che soltanto una delle 3 vincerà il campionato, no? Ci Sì, dispiace Ettore, anche questa se cosa. poi tramite playoff e ripescaggi le sorprese ci Beh, ci sono potrebbe sempre. essere una seconda che potrebbe salire. Però Il sì, Mascalocia. è vero che Il Mascalocia, giustamente, come dice Mario. tutte e 3 meritano la promozione, solo Quindi 2 sarà l'avranno. dura. Sì, sì, sì. Sarà dura, sarà dura. Bene, e adesso il girone G e chiudiamo la parentesi del campionato di prima categoria, e lì sicuramente il nostro Ciccio Lametta sarà super contento perché insomma parliamo del suo bel Megara Augusta. I risultati della 4ª giornata. Megara Augusta, Belvedere 0-0. Atletico Militello, Carlentini 3-1. Atletico Scicli, Città di Augusta 1-0. Città di Canicattini, Floridia, sospesa. Ellenica Frigentini 2-2. New Team Ragusa, Marina di Ragusa 0-1. New Pozzallo, Sporting Eubea 5-2. Va bene, ha giocato in casa ma ha fermato la prima in classifica, quindi credo che ad Augusta siano contenti, no? Perché giocare contro il Belvedere, che da più parti si dice che sia la squadra effettivamente più forte del girone, e riuscire comunque a non perdere è sempre un risultato positivo. Sì, sicuramente, anche se giocare in casa quando sei nelle zone alte, anche se affronti la capolista devi provare a vincere, quindi probabilmente saranno soddisfatti, ma pregustavano di rientrare in corsa anche per un discorso primo posto. Penso comunque che sia un buon pareggio per il Megara, che magari cercherà di trovare la miglior posizione playoff per affrontarli bene. Società pronta per i playoff, il Megara Augusta, tu che vivi insomma la realtà di Augusta, ci abiti, quindi ex capitano del Megara Augusta, quindi conosci bene la realtà. Società cambiata, è società... Ennesima volta devo dire. Vabbè, era da un paio di anni che non succedeva. Pronta? Penso di sì. Ad Augusta in questo periodo, in qualunque settore, tutto quello che c'è sta stretto, calcistico e non. Per cui sicuramente sarebbero pronti secondo me a tornare in promozione. Io lo auguro. Ti devo segnalare però in questo girone, notizia sempre da prendere con le molle, arrivata tramite SMS da confermare, però dopo che abbiamo parlato con Cristiano Ronaldo del bello del calcio mi arrivano notizie invece da Canicattini di un'aggressione all'arbitro da parte di un dirigente del Floridia e partita sospesa. Per cui, una cosa brutta, ripeto, allora, queste cose non ci piacciono. no, assolutamente, per quanto spesso gli arbitri ci fanno arrabbiare, però Attenzione, gli arbitri fanno arrabbiare e può anche succedere, ma a tutto c'è un limite. Non ci dimentichiamo che è solo un gioco e come tale va insomma vissuto. Quando succedono queste cose bisogna appellarsi e protestare energicamente con i dirigenti che decidono di fare cose sbagliate. E punirli. La cosa principale da considerare è l'età degli arbitri in prima categoria, che di solito sono comunque tutti quanti sotto anche i 18 anni. Sì. Quindi stiamo parlando di d'altra ragazzi parte si deve che probabilmente iniziare. sbagliano meno di quanto sbagliano in campo i giocatori, sicuramente. Indubbiamente, però questi giovani arbitri devono iniziare, è chiaro che devono fare un background tale da portarli poi giustamente ad allenare in categorie superiori, ma debbono iniziare anche da queste categorie. Vittorio. Io sono d'accordo, infatti si parte secondo me da una base sbagliata e dico, non voglio andare contro quello che dice il mister, ma dico giovani o non giovani, appunto devono iniziare. Io dico sempre, sbaglia l'attaccante il gol davanti alla porta, sbaglia il portiere, che non riesce sbaglia l'arbitro, e allora io non ho mai visto ammazzare un attaccante perché ha sbagliato un gol a porta vuota, e allora perché dobbiamo ammazzare l'arbitro? Dico, è una metafora, però in realtà è questo. Senti, nel settore giovanile come si comportano gli arbitri? Sono assolutamente... Se dovessi giudicarli, purtroppo dovrei dire che si comportano male perché sono inesperienti, poco preparati. Ma sono anche
impreparati secondo me. Secondo me Alcune volte molto, sono anche molto impreparati. poco preparati, perché a volte assisti a situazioni dove ti rendi conto che non conoscono le regole. E questa è la cosa più brutta. Io una volta ho fatto battere il calcio d'inizio direttamente in avanti con la palla sull'esterno, stavo andando in porta a fare gol, mi ferma l'azione dicendomi che la palla bisogna buttarla avanti e poi dietro. Vabbè, Cioè, quindi... e allora la situazione è drammatica, quindi questa cosa ci dispiace tantissimo. Va bene, tra pochissimo parliamo del calcio a 5, vedo già pronto Alessio con il suo tabellino, il suo commento tecnico, però una battuta così per chiudere le proprie categorie di appartenenza. Città di Mascolucia che, come hai detto, ha un obiettivo importante, quello quantomeno di raggiungere i playoff. Poi vincendo tutte le partite si può anche sperare di vincere il campionato. Però io credo che la lezione dello scorso anno, dove si è preteso forse un po' troppo, sia stata importante all'interno del gruppo dirigenziale, perché quest'anno credo che le cose sono state fatte con più criterio. Ma sottolineare di voler vincere tutte le partite penso che sia l'obiettivo di qualsiasi allenatore in qualsiasi categoria. Poi naturalmente incontrando le squadre avversarie i risultati non sempre sono positivi. L'obiettivo del Mascolucia era dare continuità a una squadra che magari non la riusciva a trovare e col tempo cercare di andare avanti e raggiungere l'obiettivo che sono i playoff. Questo per te è un debutto in categoria, no? Sì, sì, sì. E quindi insomma riuscire già a essere... Ho sempre con una fatto squadra settore importante. giovanile, da quest'anno ho avuto la fortuna di poter iniziare anche a gestire un po' i grandi. Vittorio, invece tu Sì. hai insomma deciso di dedicarti interamente soprattutto al settore giovanile? No. Oppure c'è dentro di te comunque l'aspirazione di allenare? Io ho iniziato a allenare 2 anni fa, quando ho smesso di giocare. Ho fatto sino ad oggi settore giovanile, che mi sembra normale come inizio per fare un po' di esperienza, giusto. ma il mio obiettivo comunque è allenare i grandi. Benissimo, però la soddisfazione fino adesso i ragazzi tuoi te l'hanno data, perché Ma, hai detto che molti ragazzi sono già nell'ambito della prima squadra. La soddisfazione è enorme. Lavorare con i ragazzi secondo me è una cosa che non può avere nessun altro paragone. È bellissimo, tirando delle emozioni completamente diverse. Io sono contento per quello che stiamo facendo alla Juniores, perché comunque poco fa non ho parlato dei risultati, ma abbiamo vinto tutte le partite, ne abbiamo persa una soltanto, 57 gol fatti in 10 partite, 11 subiti. Diciamo che sotto l'aspetto numerico siamo molto molto contenti. Miriamo a vincere il titolo regionale per poter poi accedere alla fase nazionale. Mi auguro di poter raggiungerlo insieme a questo gruppo di ragazzi fantastici. Beh, la società è sicuramente... Io posso parlare così perché ho alle spalle una società che mi permette di poter fare un certo tipo di programma. Perfetto, bene, a questo punto parola e voce giustamente ad Alessio Patti. Può già partire la schermata dei risultati e insieme ad Alessio li commentiamo, parliamo chiaramente del calcio a 5, parliamo soprattutto del girone C1 del campionato appunto di calcio a 5, un girone tutto siciliano. I risultati sono abbastanza a sorpresa, soprattutto perché c'è stato uno scontro al vertice, no? Sì, Ettore, a me questa giornata ha molto sorpreso sotto il profilo dei risultati. C'è stata la vittoria innanzitutto dell'arcobaleno Ispica al Pala Milan di Caltanissetta e quindi automaticamente l'Arbor, vincendo a Librino contro il Catania, si riprende il primo posto in classifica. Un'altra vittoria che mi ha molto sorpreso è stata quella della Virtus Termini ad Enna, 2-1 il punteggio finale. L'Ennese rimane a -4 dal Mascalucia e ancora il Mascalucia è lontano sotto il profilo dei risultati, perché se perdi in casa con la Virtus Termini non so fino a che punto si può pensare di ottenere la salvezza. Mascalucia che comunque non naviga in acque tranquille, 5-1 contro la Mabonat, Monca di Abate e Marchese, i migliori marcatori dell'anno, fa una brutta prestazione, espulsi Mangano e Privitera.
una giornata nera per Previti e per tutta la dirigenza. Questa è la classifica attuale, 19ª giornata. Sì, vediamo anche come si rilancia l'MM Futsal, che vince, aggancia di nuovo il Progela, fermato in casa dall'Azzurri Futsal Palermo. E qui una chicca, primo risultato a occhiali, il primo 0-0 in 19 giornate, è un risultato desueto nel calcio a 5, ma assolutamente impossibile trovarlo sì, ma no? È figlio di una partita dagli altissimi contenuti agonistici, un po' meno quelli tecnici, perché giustamente le squadre non si sono sbilanciate più di tanto. L'Azzurri Futsal Palermo però poteva sfruttare lo scontro diretto e cercare di accorciare ancora di più in ottica primo posto. La prossima settimana qualche scontro che può cambiare la classifica? Non dico niente, lascio la sorpresa ai telespettatori che andranno nei palazzetti a godersi un campionato che è veramente incredibile. Di grande qualità, indubbiamente. Bene, abbiamo chiuso la puntata odierna di Penalty, oggi insomma ricchissima, con tantissimi ospiti. Iniziamo a salutare Ciccio Rametta, che la settimana prossima ritornerà solo ad occuparsi del campionato di promozione, perché insomma Antonio Borzi dovrebbe rientrare dalla sua febbre a tutti gli effetti. A meno che non sia una febbre da cavallo. No, non penso proprio, mi auguro di no, insomma. E lo salutiamo anzi a tal proposito. Salutiamo anche Alessio Patti, che ci lascia con questo dubbio, prossima settimana potrebbero esserci delle belle sorprese nel campionato. In questo campionato sono tutti scontri diretti. E quindi giustamente sarà ogni partita intensissima. E fino alla 30ª giornata ci divertiremo. Benissimo. Però non ha detto che la capolista è l'Arbor Augusta. Sì. La seconda squadra di Augusta. La seconda squadra. Che mira a diventare la prima, vista la decadenza della storica. Lo diventerà È presto. diventata ormai, insomma, è andata via ormai questa Augusta storica. La favola sembra essere... La favola si è conclusa. Però l'Arbor Bisogna vedere se ripartirà dalla Serie B con un bel progetto oppure se si iscriverà in un campionato minore. Continuerà invece la favola della squadra juniores di Vittorio Iemma, a cui auguriamo naturalmente il buon lavoro e anche prossimi successi con la sua bella stagione 2013-2014. Grazie molto. E salutiamo anche Mario Giuffrida, che spera di vincere tutte le partite, che spera di andare non soltanto ai playoff ma addirittura di vincere questo girone. Mi piace questa sfida, no, ma bisogna dirle, queste cose fanno piacere perché bisogna essere determinati. Tu lo sei giovane e sei determinato. Questo è un punto che va sempre a favore degli allenatori. In bocca al lupo a Mario Giuffrida, salutiamo anche la nostra splendida Giulia Bonaccorsi, che rivedremo la settimana prossima. Non mancherai? Sì, certo, non mancherò. Perfetto, noi ci congediamo, vi salutiamo e vi ricordiamo in chiusura che questa trasmissione in versione remix radiofonica la potrete ascoltare domani mattina, lunedì, a partire dalle 9 sino alle 9:20 sulle frequenze di Radio Antenna 1, 103 e 700 sulla FM della provincia catanese e siracusana. E naturalmente, se volete rivedere la nostra puntata di Penalty, basta andare sul canale Penalty di YouTube, e se volete anche questa sera a partire dalle 23 ci sarà la replica, così come domani mattina a partire dalle ore 8. Noi ci rivedremo naturalmente la prossima settimana. Arrivederci.